Con un gol ancora una volta di Filidoro a 10 minuti dal termine, il Matera, in maglia biancazzurra, batte il Corigliano e si mantiene in corsa per la promozione in C2. Era dal 13 novembre che i biancazzurri non ottenevano un risultato pieno in trasferta, per cui i 2 punti conseguiti a Corigliano, anche se contro l'ultima in classifica, possono rappresentare una svolta nel cammino della squadra. Della gara odierna, per la verità, oltre il risultato c'è poco da salvare, in quanto sul piano del gioco, pur manifestando qualche piccolo passo in avanti, i materani sono apparsi ancora lontani dai loro tempi migliori. La formazione mandata in campo oggi, con il rientrante Corrieri al posto di Ferrante, per tutto il primo tempo, pur esercitando a tratti una certa pressione, non è riuscita quasi mai a concretizzare la propria manovra. I materani hanno reclamato per un presunto fallo da rigore al 19esimo su Filidoro, ma l'arbitro ha fatto proseguire. Sempre Filidoro al 28esimo è stato protagonista di un'altra azione in area e questa volta l'arbitro lo ha ammonito per simulazione di fallo. Il Corigliano, una squadra imbottita di giovani che non ha più nulla o quasi da chiedere al campionato, ha tenuto il campo con una certa dignità, badando soprattutto a tamponare la manovra materana, e bisogna dire che nel primo tempo i calabresi non hanno dovuto faticare molto per mantenere lo 0-0. Nella ripresa si è avuta l'impressione di un Matera più determinato. I biancazzurri hanno preso il controllo del campo, costringendo i padroni di casa ad arretrare nella propria tre quarti. Nonostante ciò sono stati i calabresi ad andare per primi vicini al gol. Al 16esimo Cicero ha approfittato di un errato disimpegno difensivo materano ed ha impegnato severamente Cimino. Dopo questo grosso rischio corso e con l'ingresso di Caputo e Pugliese al posto di Catacchio e Corrieri, si è visto un altro Matera. Al 17esimo Angelè ha mandato fuori da posizione favorevole. Al 25esimo la più grossa occasione per passare in vantaggio. C'è stata una mischia in area del Corigliano e tiri a ripetizione di Fanelli, Budroni e Prete con la palla che è finita anche sul palo. Alla mezz'ora doppia espulsione a carico di Budroni e Cersosimo per reciproche scorrettezze. Al 35esimo il gol partita. L'azione è nata da un calcio di punizione toccato corto per Filidoro, il cui destro rasoterra non ha dato scampo a Macri. Sbloccato il risultato, i biancazzurri hanno controllato gli ultimi 10 minuti senza eccessivi affanni. Allo scadere hanno avuto anche la possibilità di arrotondare il risultato usufruendo di un calcio di rigore per un ingenuo fallo di mani del terzino Coconato, ma Caputo si è fatto parare il tiro dagli 11 metri. Sarebbe stata forse una punizione eccessiva per il generoso Corigliano, mentre il Matera ha portato comunque a casa 2 punti preziosissimi che fanno soprattutto morale oltre che classifica.